Oggi si consolida una collaborazione tra la Tunisia e il Consorzio universitario di Agrigento. Quali saranno i vantaggi? Oui, alors aujourd'hui, les relations se renforcent puisqu'en fait, il y a des traditions qui existent déjà et ce projet-là sur lequel nous sommes en train de travailler contribuera certainement à renforcer davantage ces relations et atteindre des objectifs dans le domaine de l'archéologie publique, la formation, toucher aussi le côté socio-économique, mais également d'autres aspects qui pourront être développés. Mi fa piacere confermare quello che ha detto il professor Munir Fatar circa le agevolazioni non solo culturali che ne possono derivare da questo rapporto di collaborazione che oggi si consolida perché è datato, risale a molto tempo fa, ma io aggiungerei che questo rapporto di collaborazione con la Tunisia ha delle prospettive molto più ampie, non solo formative nei confronti degli studenti italiani e stranieri che volessero approfondire lo studio e la conoscenza dell'archeologia, ma permette anche di rivolgere un'attenzione particolare e speciale al mondo della imprenditoria per quello che ne può derivare sul piano della commercializzazione dei prodotti collegati al mondo archeologico, al mondo del turismo, ma quello che io vorrei rimarcare, perché ne abbiamo già parlato con l'amico Munir, protagonista della ricerca culturale, della ricerca scientifica in Tunisia, quello che desidererei sottolineare è che c'è una prospettiva comune estremamente importante, quella della creazione di un'alta scuola di formazione in archeologia internazionale del Mediterraneo che possa effettuare dei processi di formazione alta post-universitaria in un settore che deve vedere sia Agrigento e Tunisi protagoniste per le ricchezze archeologiche, per i beni culturali che storicamente può vantare. Quindi salutiamo positivamente il consolidamento di questo rapporto e siamo fermamente convinti che ci saranno sviluppi positivi nel futuro.